No al bullismo ed alla violenza, questo è il messaggio che gli alunni delle classi quarta A, quarta C e quinta C della scuola primaria Achille Lauri hanno voluto lanciare a tutta la cittadinanza con lo spettacolo Luca il Bullo, tenutosi venerdì 31 maggio presso l'Auditorium Cesare Baronio di Sora. Gli alunni hanno portato in scena una storia in chiave brillante per far riflettere i bambini ma anche i genitori sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo che purtroppo sono in aumento nella nostra società. È effettivamente importante concludere l'anno sottolineando tutto ciò che abbiamo fatto in merito a un fenomeno ahimè molto diffuso che è quello del bullismo e del cyberbullismo che sta dilagando in questo periodo. La scuola è in prima linea per contrastare questo fenomeno che gli alunni di questa età inconsapevolmente praticano, per cui lo spettacolo di stasera è proprio per evidenziare le azioni critiche che i ragazzi mettono in atto senza capire che possono ferire e addirittura creare forte disagio ai loro compagni. Il tema è scottante, lo sappiamo, però la scuola è il canale privilegiato che deve curare questa educazione. Lo spettacolo, magistralmente interpretato dagli alunni della scuola Achille Lauri, ha voluto far emergere un problema serio nella società attuale che coinvolge non solo la scuola, ma anche le famiglie, soprattutto i genitori, nelle loro responsabilità nell'educazione dei figli. È chiaro che la circostanza di stasera, con il coinvolgimento delle famiglie in qualità di spettatori in questo momento, deve essere maggiormente coinvolta diciamo, in aiuto della scuola, perché un lavoro sinergico sull'educazione dei ragazzi a come usare una tecnologia o delle condotte che siano rispettose dei diritti di tutti, ma soprattutto siano conformi alla normativa, evita poi il grosso disagio di dover esperire azioni di repressione. La strategia vincente contro il bullismo e la violenza è certamente la promozione in maniera sinergica tra famiglia, scuola e istituzioni della conoscenza reciproca, l'apertura verso le diversità ed il rispetto degli altri, capire l'importanza di rispettare le regole di convivenza condivise, e questo messaggio è stato rivolto dagli alunni dell'Achille Lauri con lo spettacolo Luca il Bullo alle famiglie ed all'intera comunità sorana. L'educazione ha come scopo proprio quello di educere, condurre, accompagnare questi ragazzi a riflettere sul tema, e tutta la società deve essere coinvolta. Siamo anche partner dell'altro grande protagonista sul territorio di Fare Squadra contro il bullismo. Ripeto, una problematica che sta avanzando rapidamente anche per via dell'utilizzo di una tecnologia in modo sbagliato, e rieducarli, avviarli e sostenerli in questa crescita è fondamentale.